Danilo Mainardi, uno degli etologi più famosi d'Europa, è venuto a San Donà di Piave per presentare il suo nuovo libro. Federica Midena è andata a incontrarlo per noi. Questa sera ci troviamo al Centro Culturale Leonardo da Vinci di San Donà di Piave per la presentazione del libro del dottor Danilo Mainardi. Innanzitutto il titolo, 100 storie di piccoli animali, noi e loro. Di cosa parla? Parla un pochino del rapporto tra l'uomo e gli animali, perché in realtà anche noi apparteniamo al regno animale, però la nostra è una posizione molto particolare e poi siamo soprattutto noi che osserviamo loro e che cerchiamo di comprendere i loro sentimenti, il loro comportamento, le loro motivazioni a fare quello che fanno, per cui è una grande curiosità che nasce dentro di noi, che incomincia quando noi siamo bambini, anzi direi i bambini sono le persone più interessate. Articolato in 100 storie? Sì, sono 100 casi che ho un po' suddiviso per varie categorie, ma in realtà sono collegati l'uno all'altro, per cui è come se fosse una storia sola con tanti problemi che riguardano soprattutto il fatto che noi per esempio gli animali tendiamo molto a umanizzarli e in questo modo non li capiamo completamente, per cui l'esercizio sarebbe quello di cercare di capire come effettivamente loro sono. Quando un autore come lei inizia a scrivere un libro, com'è l'inizio, l'idea e poi il processo? Ma di solito i libri a volte stanno lì anche nella mente per tanti anni e allora le cose si sviluppano e si sente la necessità, delle volte è una necessità intima di colui che scrive, una volta invece coglie la necessità di raccontare certe cose perché si vede che sarebbe bello che le altre persone certe cose le capissero. Del resto il libro uno non lo scrive per se stesso, non racconta le cose a se stesso, ma vorrebbe farle raccontare agli altri. Lei è un etologo, cosa studia l'etologia? L'etologia studia i comportamenti soprattutto, però i comportamenti degli animali e ci sono anche gli etologi umani per quello. Però è difficile studiare i comportamenti senza fare riferimento anche alla fisicità, a ciò che sta dietro, alla fisiologia, alla morfologia, alla storia evolutiva. Per cui è una specializzazione che ha bisogno di conoscere le cose anche un pochino più in generale, cioè conoscere quella che è stata la storia evolutiva, l'ecologia e tante cose, perché solo così si ha un'idea complessiva di quello che sono effettivamente gli animali.